Terza corsa al Savio, il premio Romagna Iniziative per la Cultura sul Territorio, cavalli di 3 anni di buon livello, vincitori da 10 a 30.000 euro in carriera. Favori per Iceberg LP, numero 5 dello schieramento, per il figlio di FaceTime Bourbon, Beautiful LP della Connection Vecchione Casillo. 3 per Iginio F, Enrico Bellei. 8 per Italo SSG, che però ha marcato passi falsi nell'ultima falsa partenza. 12 per la novità Regina Wesco, cavallo che ha sempre corso in Olanda finora, origini tedesche per la figlia di Cantaboi. Tutto pronto all'1 Italo SSG Vincenzo Luongo, 2 Iginio F Enrico Bellei, 3 Regina Wesco Giampaolo Minnucci, 4 Igea Trio Giuseppe De Filippis, 5 Iceberg LP Roberto Vecchione, 6 Johan Jet Francesco Verzin, seconda fila 7 Invictus B VP dell'Annunziata. Partiti. Molto veloce Regina Wesco, che contiene per il momento Iceberg LP, poi Iginio F. Si imbocca la prima curva con Regina Wesco che sbaglia anche Iginio F, rimane così al comando. Numero 3 Regina Wesco, Iceberg squalificato. LP, seconda posizione per Italo SSG, la terza per Invictus B, poi Johan Jet. Incertezza anche per Igea Trio che si rimette in coda. Si vanno a completare i primi 400 metri di corsa che il battistrada Iceberg LP passa in chiaro rallentamento in 30,5, addirittura 16,1 il secondo paletto. Il leader che una volta presa la testa guida in maniera decisamente tranquilla, alle sue spalle Italo SSG che precede Invictus B, poi Johan Jet, Iginio F, Igea Trio. 47,8 per i primi 600 di gara e Iceberg LP, figlio di FaceTime Bourbon, continua libero in avanti, passa un giro soporifero in 1,3,6. Alle sue spalle il compagno di allenamento Italo SSG, precede Invictus B che sembra volersi scoprire. Rimane in terza posizione alla corda così Johan Jet, va a fare la seconda pariglia Iginio F, chilometro in 1,19,8 addirittura per Iceberg LP che allunga sulla retta opposta alle tribune sotto il pungolo di Invictus B. Alla corda rimane Italo SSG, poi Iginio F, Johan Jet, retta di là in 14. Iceberg LP che allunga sull'ultima curva, mette in difficoltà Invictus B che rimane a lato di Italo SSG. Intanto il battistrada ha preso un paio di lunghezze di vantaggio all'ingresso dell'addirittura arrivo, 14,4 anche per la piegata. Iceberg LP in vantaggio nei confronti di Italo SSG che prova a usare l'open stretch. Iceberg LP che controlla e vince netto. Secondo è Italo SSG, al terzo Invictus B. 1,15,9, c'è 28 la chiusa, 27,9 sul cronometro ufficiale, 13,5 la retta d'arrivo. Bel successo in percorso di testa di Iceberg LP. Roberto Vecchione e Gennaro Casillo, i colori della scuderia San Vincenzo. Figlio di FaceTime Bourbon e Beautiful LP vince chiaramente. Secondo Italo SSG, al terzo Invictus B.